Quello che dicono questi provvedimenti è che vogliamo prevenire per preservare, per conservare. Vogliamo prevenire, vogliamo essere molto prudenti. Alla fine di una giornata di tavoli, confronti anche serrati, tensioni politiche, l'esecutivo Draghi ha scelto la linea dura di fronte a una curva pandemica in ascesa, soprattutto guardando l'Europa settentrionale e all'est. La prima mossa è l'estensione non scontata dell'obbligo vaccinale. Noi estendiamo quest'obbligo ad ulteriori categorie che sono le seguenti. In primis anche il personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, per esempio nei nostri presidi ospedalieri. Lo estendiamo anche alle forze dell'ordine, ai militari e lo estendiamo anche a tutto il personale scolastico. Quindi l'obbligo che era già vigente per alcune categorie viene esteso ad altre categorie. Inoltre l'estensione dell'obbligo riguarderà anche la terza dose. La seconda mossa del governo riguarda il Green Pass semplice che dal 6 dicembre al 15 gennaio servirà per salire sui treni e sui mezzi pubblici, ma anche per soggiornare in albergo. Green Pass semplice che resta anche per andare al lavoro. Scatta invece il Super Green Pass, e questa è la terza azione, per tutte le cosiddette attività di intrattenimento. Chi non ha il vaccino non potrà dunque entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Prescrizioni che valgono anche in zona bianca. La giornata nei palazzi romani era iniziata con una riunione della cabina di regia presieduta da Draghi con i ministri chiave CTS e Istituto Superiore di Sanità, poi alle 13:30 il confronto con gli enti locali e regioni innanzitutto. È qui che sono emerse le prime crepe con i governatori della Lega che avevano chiesto di applicare la stretta sui Novax solo con il passaggio in fascia gialla. Il punto di caduta è stato trovato nel limitare a un mese i provvedimenti. La strategia è pronta, l'obiettivo dichiarato: evitare le chiusure di attività e imprese nelle prossime settimane e durante le festività natalizie. L'obbligo di mascherina all'aperto, altro tema combattuto, scatterà dalla zona gialla e varrà per tutti. Altro tema, quello dell'obbligo vaccinale anti-Covid per i bambini, in attesa dell'ok di EMA. Per gli under 12 comunque non ci sarà obbligo di Green Pass nemmeno quando arriverà il via libera delle autorità regolatorie. Vogliamo conservare questa normalità. Non vogliamo rischi a questa normalità.